Prima la sfilata per le vie del quartiere, poi in mostra sul parcheggio della chiesa, quindi la messa con l'offerta dei prodotti della terra, infine la benedizione dei mezzi da parte del parroco Don Marco Cagol e il pranzo in patronato. A Montà si è svolta anche quest'anno la giornata del ringraziamento, giunta alla 16ª edizione. Si è chiusa un'annata agraria non facile, caratterizzata dalla siccità e dalla scarsa remunerazione per chi coltiva la terra. Anche se c'è molta difficoltà perché si lavora tanto e c'è poco reddito alla fine, quelli che hanno le vacche da latte a stalla, cioè il prezzo del latte è sempre basso alla fine. L'esposizione dei mezzi attira come sempre la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi, in particolare verso i mezzi d'epoca che non mancano mai. Presenti agricoltori e terzisti di Montà, ma anche dalle vicine Villafranca e Limena, e molte autorità. Sappiamo benissimo quanto è importante l'agricoltura, sappiamo benissimo i problemi che vivono l'agricoltura, ma sappiamo anche stargli al fianco e necessita stargli al fianco, perché l'agricoltura è vita, è governo del territorio, è cibo. I doni della terra dal rispetto per la terra è il messaggio molto attuale che la giornata del ringraziamento, l'unica che si svolge in Comune di Padova, ha inviato. Il ringraziamento alla terra, pensiamo al grido di tanti giovani in tutto il mondo che chiedono rispetto per la casa comune, il nostro pianeta terra. Gli agricoltori sono ben consapevoli che la terra senza il rispetto e senza il mantenimento delle proprie qualità non può produrre, non può essere feconda, non può essere una casa ospitale.